Bello, fermati un attimo, fermati un attimo. Ragazzi, quanto è bella questa moto, quanto è bella. Vuoi fare una gara? 66 km, dobbiamo fare il rodaggio per bene a questa moto, ragazzi, che dite? E arriva alle costole. Questi sono pazzi. Non ti senti un posto? No, ma che poi senti fossi, fra? E ragazzuoli, stamattina direzione Castellammare di Stabia, perché stiamo andando a ritirare un mezzo super divertente. Un mezzo che diciamo lo comprano due tipi di persone: il vero appassionato della categoria e chi di moto non ne capisce un cazzo e sa solo che ha ottenere 700. L'ha comprato Andrea una settimana fa, oggi lavorava, non poteva venirlo a ritirare e viene il buon Valentino Pezzi. Ragazzi, vi fidate tutti quanti di me? Sto andando a ritirare più mezzi nuovi io che altro. E oltre a ciò, solo questa settimana ho venduto 2 MT-07 e un Tenere 700. Cioè, Yamaha, ma che vogliamo fare? Oggi è pubblico ufficiale, oggi è pubblico ufficiale, oggi è pubblico ufficiale. Dai, penso che per il brand sto facendo veramente tanto. Sto facendo tanto per il brand. Ma io che cazzo ne so? No? Cattivo. Sono veramente curioso, ragazzi, di provarla in questa configurazione. Forcella e monocaiaba, è molto più alta, pedane più larghe. Sono curioso anche perché l'abbiamo paragonata tanto al Touareg. Magari forse questa ci farà ricredere un po' sulla ciclistica e sull'agilità. Sicuramente il motore quello è e non ha la spinta che ha il Touareg, lo sapete, ragazzi? Vai, sei il padrone, sei il padrone. Vienimi addosso, coglio. Cioè, tu sei per cazzo, dici la gelata ammazza. Comunque, ragazzi, Andrea ha acquistato questo Tenere 700 perché ormai stiamo ormai stiamo intraprendendo tutti quanti il percorso dell'off-road. Sta nascendo un progetto interessantissimo, ragazzi. È un progetto tutto per voi, tutto per noi, dove se realmente riesco a portare a termine tutto ci divertiremo tantissimo e sarà la svolta per noi ragazzi napoletani. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di andarmi a seguire e di commentare tutti i video, perché sto regalando il mio TM stavo cadendo TM300 2 tempi. Scioccate, ragazzino, perché? Un cavalluccio! Peppo! Vuoi fare una gara? Andrea sta chiamando perché ha l'ansia. Lui chiama e noi stiamo ritirando il suo Tenere, ragazzi. Quanto amo questa moto, quanto la amo. Hanno messo pure il vestiario, l'altra volta non c'era, Ragazzi, quanto è bella questa moto, quanto è bella. Da breve la vedrete sul canale, non vi preoccupate. A few moments later. Ed eccola qua, ragazzi, appena ritirata. Spettacolare. Cioè, per farvi capire quanto è alta, ragazzi, io non ci tocco con i piedi a terra. Cioè, realmente io ci sto con le puntine poggiato, ma vado in difficoltà. Questa è bassissima, guardate. Mi arriva, diciamo, al busto. Questa mi arriva alle costole. Ole, guarda là, cioè, mi sento un bambino. Ragazzi, mi hanno spiegato un po' che si possono cambiare le interfaccia, vero? Non ti senti un posto? No, ma che poi senti fossi, fra? No, ma questa è fatta proprio per fare il criminale. Il freno di dietro è inesistente, naturalmente, ragazzi, si sta rotando un po' il tutto, quindi non posso fare sicuramente il pazzo. C'ho la gomma con le cera, stamattina non so parlare. Babbo, vaffanculo, mi interessa, non parlo più, mi sto zitto tutto il video. Ho la gomma sulle cere. Non ci credo, non riesco a dire. Ho la cera sulle gomme. Io veramente penso di essere dislessico tante volte. Se la guardano. Esteticamente, ti ho detto, è un mostro, sta moto è bellissima. Io sono sempre del parere che gli manca un pelino di motore. Ma non è che mostra sul Tenere di 700. Oh, fra, io sono in Napoli, scende con Tenere 700 e ti spara addosso. Bello, fermati un attimo. Che figura di me. Mi faccia spegnere la moto sotto, non le posso proprio fare le tarantelle. Io sono un bravo ragazzo. Andre, ancora non te l'ho sfrizionata, solo perché il freno di dietro non prende minimamente. Non si può impennare così, perché questa devi mantenere a candelotto. Ma per mantenere a candelotto senza il freno sei solo un folle. E io personalmente non te la voglio lanciare, perché sennò poi dopo devo darti 12 babà per comprarmi il tuo Tenere incidentato. E quindi cosa faccio? Non faccio il coglione. Later. Sta diluviando, porca vacca, la nuvola di Fantozzi. Vaffanculo, grandine. Wow, che palle. Senza benzina in autostrada col diluvio, moto nuova, freni nuovi, gomme con la cera. Vaffanculo, sta diluviando.
Siamo arrivati nel cuore di Napoli, ragazzi, quindi modalità napoletana. Iniziamo a togliere il casco, mettiamo la collanina d'oro. Siamo ritornati in sella alla 09 di Alessio, direzione McDonald's, andiamo a mangiarci qualcosina e dopo, ragazzi, devo provare quel Teneré in off-road, non mi interessa. Quella moto è fatta per il fuoristrada o per Napoli. Adesso, fatto che mi devo scansare, Fossimo, che è brutto. Sì, non li guardavo proprio. Attento, Wow, ma io stavo morendo. No, fra, ma tu hai torto! Vabbè, questi sono pazzi! E vogliono avere ragione, io non ci posso pensare! Ah, di solito non ce le fanno mettere dentro! Bella! Grazie. A lei sta facendo i complimenti. Later. Eccolo, ragazzi, il classico napoletano, vedete? Mi ha detto io. E lui l'acquirente della moda. Come ti stai trovando? Mamma mia, Bella? alto livello. Sono youtuber. No, non sono uno youtuber. Sì. Sei sicuro? Sì. Confermato? Sì. 100%? Ci vogliamo fare una foto? Sì. Io stavo facendo un video per il canale, vedi? Guarda la moto. La moto mia non c'è adesso. non la sa Stamattina portare. sono andato a prendere questa, vedi? L'M-T è più bella. Ma a me, biondo. 2000 years. Ragazzi, sono andato dietro a questo pazzo. Non ho registrato, ma mi sono cagato sotto. È molto divertente, però potevano fare qualcosina in più per la coppia. Sembra un buon carrozzino, non so perché. Sì, ma questa è off-road proprio, questa è l'extreme. Sta a posto? ABS off, come si mette? Ok, ok. È già pure calda, 75 gradi. Lo sai l'unica cosa che trovo che mi dà fastidio con lo stivale? È questo copricarter, non mi fa mettere buono per un coppo freni. Sì, devi un po' più fu. Ah, posso andare a fare un poco di sterrato? E infatti quello stavo chiedendo. Sì, sì! Vai Teneré, galoppa! Madonna mia, che soddisfazione, ragazzi, delle sospensioni uniche. Qua veramente abbiamo un po' di qualità, eh. Qua Brembo di serie, anteriore e posteriore, Caiaba regolabili da 43 mm. Questa va bene per l'off-road. Però, vi ripeto, c'è sempre quel pelino di coppia che mi disturba. Andre, ma quanti ne siete? Mi sento osservato. No, più che altro vorrei buttarmi proprio tipo in quella, capito? Avere un po' di strada. E lo giuro, le sospensioni di questa sono grosso proprio. Cioè, stiamo facendo il rodaggio, 66 km. Facciamoci una pinnatella. Andiamo a vedere come si impenna. Sì, ce l'ha. Voglio buttarmi qui in mezzo, ragazzi, salterei così. Mi devo comprare un mezzo mio, basta. Devo comprarmi un mezzo mio perché io così lo posso distruggere. Quello è il punto, perché ragazzi, questa moto serve per saltare qua. Cioè, le sospensioni che ha sono perfette, divine. No, ma bellissima. Fra, allora, c'è delle sospensioni che mi credi, ma una cosa differente proprio rispetto al Teneré di serie. È un motocross. Posso provarla in mezzo a fare una... Ma ho finito. Ma l'hai fatto bene. Vai, vai, fammi vedere un po' cosa sei capace a fare. Facciamo qualche saltino, dai. 66 km, dobbiamo fare il rodaggio per bene a questa moto, ragazzi, che dite? Io sto amando questo sport perché posso essere me stesso, un ignorante del cazzo. Madonna mia, che goduria. Veramente è un motocross sbagliato. Vai, vai. Hai ragione. Troppa potenza. Posso fare l'ultima menatella? Non la lasciare secchire, giuro, ma no. No, vabbè, ragazzi.
bici, ragazzi, troppo bella. È una bici. Cioè, te lo giuro, proverei a fare il saltino così. Ora proviamo a fare una cosa che forse potrà far arrabbiare un po' Andrea, però non mi interessa, voglio vedere come salta. Salta bene ragazzi. No, ma si alza, non ti sto dicendo che non si alza. Allora, la moto si alza pure fino in sesta, non è quello proprio. Però ti ripeto, è il ragionamento di come il gas risponde, la coppia, quello che ti dà subito, il Touareg è più forte. Nulla da togliere al Tenere, che te lo giuro, ciclisticamente questo veramente mi ha stupito. Cioè, realmente riesce a mantenere anche meglio del Touareg. Che freni sono buoni, sospensioni sono buone, l'unica pecca è un po' col motore e il peso. Vabbè, una domanda, io sto valutando tra l'SH350 e l'MT-07. Vabbè. Lo stai dicendo che sto registrando, quindi ti metterò su YouTube. Facciamo il sondaggio nei commenti. Non puoi paragonare, sono due cose completamente differenti. Vabbè, dammi una cosa appena. Allora, se tu vuoi viaggiare comodo, vuoi stare tranquillo, ti serve. Viaggio. E allora già la 07 magari è una moto un po' scomoda per viaggiare. Per viaggiare è divertente. Un Touareg, un Tenere, sono le moto che a Napoli vanno bene, perché non senti un fosso, non senti niente. E io con la 09 mi danno a scansare i fossi. Ragazzi, che dire, questi pazzi mi sono venuti a trovare e lui è stato troppo bellino, perché si è commosso appena mi ha visto e mi aveva dato un abbraccio di quelli veramente sentiti, che mi stava per emozionare anche ancora di più. Sono troppo belli. Vai, salutate il popolo di YouTube. Ciao. Oggi sono stato assalito da una decina di ragazzini. Sono stati troppo carini, soprattutto il ragazzino che è venuto, mi ha abbracciato e se mi è scoppiato a piangere. È stata una sensazione bellissima. Cioè, veramente mi sono emozionato al punto tale quasi da piangere anche io. Buona serata ragazzi. E ragazzuoli, io adesso tornerò a casa con lei. Noi ci becchiamo a un prossimo video. Ciao. Cosa è successo? Ha messo le mani addosso alla fidanzata. La fidanzata ha chiesto aiuto. E chiami i carabinieri, va, chiami i carabinieri.